Eccoci mister, un gol per parte, un punto per parte, un espulso per parte, si è diviso equamente la posta, ma il gioco in campo com'è stato? Beh, a parte l'inizio un po' traumatico nostro, dove io avevo cercato di preparare i miei ragazzi a una partenza sprint del Porto e ci siamo fatti sorprendere in maniera abbastanza così ingenua e abbiamo subito il gol, abbiamo rischiato anche effettivamente in un altro paio di occasioni perché non eravamo concentrati al massimo, non eravamo messi bene in campo, però poi credo che la partita l'abbiamo fatta noi sul piano del palleggio e abbiamo fatto una bella azione del pareggio, anche se allo scadere, poi anche subito dopo un'altra bella azione. Secondo tempo, gran possesso palla, forse dovevamo approfittarne un po' di più perché mi sembrava che c'era un momento della partita dove noi comunque avevamo il controllo e loro erano un po' in difficoltà, però per me è un punto che vale a doppio perché comunque è un campo sempre difficile con una squadra che ha sempre 3 punti più di noi, con dei giocatori di valore, quindi bene così. Sì, voi nel secondo tempo avete preso coraggio, sicuramente avete giocato più tranquilli, con più tranquillità e più la palla. Adesso per la sua squadra come prosegue, come la vede? Avete una tabellina? Beh, adesso noi giochiamo in casa col Ponzano e lì necessita ritornare alla vittoria. È chiaro che dovrò fare i conti martedì un attimo con l'infermeria perché purtroppo oggi mi rientrava Federico Furlan, che per noi è un giocatore che ci dà tanta qualità e adesso dobbiamo sentire un po' le notizie in base alla risonanza. Dovrebbe aver già fatto la risonanza qui a Porto Gruaro, e Ferrazzo che sarà squalificato e anche De Martin che ha preso la quarta ammonizione, però in ogni caso io ho dei ragazzi bravi, anche oggi comunque ho giocato quasi tutta la partita con 4 fuori quota, quindi sono contento. Beh, è chiaro che però dobbiamo riprendere la marcia a fare i 3 punti domenica. Allora, un'ultima battuta sull'avversario, come ha visto il Portogruaro? Visto che domenica è uscito sconfitto, vi aspettavate così battagliero? Me lo aspettavo battagliero sicuramente e così è stato sicuramente per la prima parte del primo tempo. Poi però devo dire che una volta prese le misure ci siamo comportati bene, la mia squadra si è comportata bene. Insomma. Grazie. Grazie a lei.